Una notizia bomba nel calciomercato è appena esplosa e non dovete perdervi nemmeno un dettaglio. Restate fino alla fine per scoprire tutto su questa mossa che potrebbe cambiare il futuro del Napoli. Ma prima, lo sapete, vero? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità. Ora, senza ulteriori indugi, andiamo al sodo. Saint-Maximin al Napoli? C'è mancato poco. Ma un imprevisto ha fatto saltare l'affare all'ultimo minuto. Il club azzurro aveva tutte le carte in regola per ingaggiare l'ala francese prima di cambiare i propri piani e optare per Noah Okafor. Il motivo? Un'assurda richiesta di penale di 100 milioni di euro da parte dell'Al Ahly, che ha voluto tutelarsi per non perdere il giocatore senza un ingente indennizzo. Secondo il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, il Napoli era intenzionato a ingaggiare Saint-Maximin, attualmente in prestito al Fenerbahce. Ma le complicazioni burocratiche e le richieste dei sauditi hanno fatto desistere il club azzurro dall'affare. Di fronte a un prezzo così alto e a un rischio finanziario enorme, gli azzurri hanno optato per un nome più sicuro. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate, tifosi del Napoli. Il consiglio di amministrazione ha fatto bene a tirarsi indietro di fronte alla multa imposta dall'Al Ahly o avrebbe dovuto insistere per ingaggiare Saint-Maximin? Commentate qui sotto e partecipate al dibattito.